notizie. Noi proseguiamo parlando di un'iniziativa nata esattamente un mese fa. Su Facebook, Io Compro Siciliano, ne parliamo con due dei tre ideatori, tre manager che sono stati anima e sono anima di questo progetto, Davide Morici e Giuseppe Giorgianni. Buongiorno, li vedo già collegati. Buongiorno. Insieme a Francesco Caravello, voi avete il 13 aprile, credo, il giorno di Pasqua, avete fatto questo debutto segnato in questi giorni, proprio ieri mi dicevate, da 200.000 adesioni. Io Compro Siciliano. Giorgianni, che cos'è? Sì, Io Compro Siciliano è un contenitore di storie, un'opportunità per dar voce a centinaia di aziende dell'agroalimentare, dell'artigianato di qualità, alle tantissime strutture ricettive e turistiche, decine di food and wine lover, chef, imprenditori, giornalisti specializzati, insomma tutto ciò che promuove la Sicilia, delle eccellenze e i siciliani che lavorano e portano alto il nome dell'isola. Il Made in Sicily è un brand che si vende bene sui mercati, però mancava un'iniziativa del genere. Probabilmente il Covid in questo ha aiutato, insomma, in un momento così delicato per l'economia siciliana. Voi avete descritto questo fenomeno come un foglio bianco sul quale scrivere la storia, un nuovo pezzo di storia siciliana, anche economica. È così, Morici? Assolutamente sì, abbiamo avuto la fortuna, seppur la progettualità era partita prima, di scegliere il momento giusto, in cui le persone erano a casa e in cui vivevamo il problema del Covid, del coronavirus. E sicuramente siamo riusciti appunto a abbinare domande e offerte attraverso l'inserimento le aziende all'interno postano i loro prodotti e dall'altro lato i consumatori li contattano. Quindi questo ha fatto sì che oggi, seppur è partito come fenomeno social, è diventata una realtà perché ci scrivono continuamente grazie a Io Compro Siciliano io sto vendendo, oppure grazie a Io Compro Siciliano ho conosciuto quel prodotto che non sapevo esistesse, non sapevo che lo vendessero vicino da me, oppure che potessi acquistarlo direttamente. Grazie alla tecnologia, Giorgianni, questi prodotti sono praticamente esposti in una vetrina che non ha confini geografici. Per la fase 2 che cosa avete immaginato? Sì, per la fase 2 noi vogliamo che Io Compro Siciliano diventi un punto di riferimento per certificare qualità, identità e provenienza del Made in Sicily, ma non solo sul mercato regionale, ma anche su quello nazionale ed internazionale. E per questo stiamo mettendo in campo diversi strumenti che, più incisivi anche a sostegno di quelle piccole e meno strutturate aziende, al fine di renderle pronte anche verso i mercati più grandi che sono quelli nazionali ed internazionali. E per questo stiamo avviando il lancio del più grande marketplace dedicato al Made in Sicily che sia mai esistito. Qui praticamente ogni azienda sarà dotata di una sorta di negozio virtuale dove potrà inserire i propri prodotti e dall'altro lato ci sarà un ingente numero di consumatori che potranno andarle a comprare, tutto organizzato nel miglior modo possibile per renderlo semplice sia all'azienda sia al consumatore finale. Naturalmente stiamo lavorando anche per creare dei corner all'interno dei vari punti di vendita tradizionale, quindi non lasciamo diciamo la vendita tradizionale. Infatti questi corner andranno sia su grande distribuzione sia sul canale Horeca, presentando un po' i prodotti delle varie aziende aderenti al progetto Io Compro Siciliano con una visione un po' più allargata. Naturalmente stiamo anche pensando ai grandi mercati, io mi occupo di internazionalizzazione da circa 20 anni e stiamo pensando proprio ai mercati grandi tipo Cina o Stati Uniti, anche se lì fino ad oggi la Sicilia ha avuto dei problemi a penetrare questi mercati in quanto non ci sono grandissime aziende. E per questo stiamo stiamo creando una piattaforma di sharing factory dove la produzione necessaria per poter aggredire questi mercati praticamente sarà garantita da tante piccole produzioni artigianali sparse in tutta l'isola che andranno però a rispettare un unico disciplinare condiviso, e questo lo faremo con un protocollo di alta tecnologia. Morici, lei diciamo, sta curando l'aspetto del turismo.
un settore importantissimo per la Sicilia che per fortuna negli ultimi 2 anni aveva avuto una ripresa anche grazie alla situazione internazionale di paura del terrorismo. Adesso a che punto siamo? Cioè, come possiamo ricrescere anche grazie a questa iniziativa, vostra iniziativa? So che avete pensato a una card turistica, di che cosa si tratta? Io compro siciliano, quindi è sia artigianato enogastronomico, artigianato d'eccellenza, ma è anche turismo. Per noi il prodotto turismo, il prodotto ricettivo, la struttura ricettiva, per noi è un prodotto che dobbiamo promuovere e vendere. Proprio per questo abbiamo pensato anche al turismo, che rappresenta una parte importante proprio dell'economia siciliana. Dobbiamo lanciare e lanceremo 2 portali, il portale unico del turismo Siostri e una card, come diceva lei, la City Pass. Entrambe permetteranno ai turisti proprio di visitare in modo semplice e tecnologico la nostra terra. Precisamente il portale unico del turismo rappresenta uno strumento esclusivo nel suo genere, proprio perché il turismo coinvolgerà tutti gli attori dell'indotto, questo portale. Invece la card sarà dedicata ai servizi che andranno, è uno strumento che permetterà al turista proprio di accedere a più di 300 attrazioni, sconti nei circuiti museali. Iniziative in cantiere sono tante, vi seguiremo attraverso i social, grazie per essere stati i nostri ospiti, adesso noi dobbiamo proseguire con la rassegna stampa, buona giornata. Grazie a voi.